Grazie Presidente. Qualche mese fa avevo chiesto di conoscere gli edifici che saranno coinvolti dagli interventi previsti dalle strutture del PNRR, quindi case comunità e ospedali comunità. Mi è stato detto che entro il mese di maggio doveva essere siglato da parte Regione l'accordo con lo Stato e che quindi appena pronto il documento mi sarebbe stato inviato. Nel frattempo ho assistito a diverse conferenze stampa in giro per la Regione, l'ultima quella del 28 aprile a Trieste, che con la presentazione da parte del direttore generale Poggiana, presidente Federica e vicepresidente Riccardi, di quelli che saranno gli investimenti sul territorio del Carso Giuliano e Triestino, che ammonterebbero a 34,6 milioni di euro, di cui solo 100.000 euro per la zona del Carso, quindi Duino-Aurisina. Considerato che le strutture coinvolte e previste nel PNRR, che tra l'altro e le aree che erano citate nelle linee per la gestione 2022, quindi la delibera 54 del 21 gennaio 2022, prevedeva una casa della comunità nell'area territoriale di Prosecco, cosa che era scomparsa durante la presentazione di questa conferenza stampa. Ricordato che la circoscrizione numero 1 Altipiano Ovest sollecita da anni la sostituzione dei medici di medicina generale pensionati, l'individuazione di locali adeguati alla funzione di ambulatori sanitari attraverso, ad esempio, la riqualificazione dell'ex casa di riposo Don Marzari o l'utilizzo dell'edificio situato all'anagrafe 158 di Prosecco Prosec, però ce ne sono anche altri parlando con la cittadinanza, proprio per rispondere a una necessità reale, perché abbiamo una zona carente nell'Altipiano Ovest che da anni non viene ricoperta e questo provoca dei disservizi per gli abitanti del luogo. Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere rispetto alla struttura, al finanziamento previsto di 34,6 milioni di euro, di conoscere la destinazione di tali risorse e perché non compare più la casa di comunità dell'area di Prosecco e infine l'esito dell'interlocuzione tra l'azienda sanitaria regionale Isontina e il Comune di Trieste rispetto alle richieste della circoscrizione in oggetto. Grazie. Prego, Assessore. La citata DGR 54, così come successivamente formalizzato con la 321 dell'11 marzo 2022, recante per oggetto legge regionale 22/19, linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale, approvazione definitiva, chiarisce fin dalle sue premesse lo scenario e il PNRR, il progressivo sviluppo di sistemi di assistenza territoriale secondo le linee strategiche e programmatiche indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo sulla base delle indicazioni ricevute dal Governo e approvato dall'Unione Europea, presentato nell'anno 2021. Le linee di sviluppo del sistema si presentano peraltro ancora in forma progressiva definizione, sia in termini di risorse che di modalità implementative. Gli standard stabiliscono il numero delle case comunità che sono definiti da programmi concertati con le regioni, dove anche la nostra regione si trova ad applicare i criteri definiti. È pertanto evidente sia all'incipit del documento la progressività di realizzazione dei nuovi modelli di organizzazione e assistenza territoriale, che devono partire dall'accurata valutazione del già esistente e del possibile nel breve, medio e lungo termine, anche in termini di sostenibilità complessiva. La previsione delle case comunità nei pressi di Prosecco, riportata in tale DGR, va pertanto inquadrata secondo questi paradigmi, atteso che il fatto che sul medesimo territorio, a meno di 7 km, già insiste una struttura aziendale con le caratteristiche da potersi configurare quale futura casa della comunità con minimi interventi di adeguamento strutturale. I fondi del PNR rappresentano solo una parte dei possibili finanziamenti strutturali per la realizzazione. Tra l'altro, delle case di comunità, secondo una tempistica molto stringente, la loro realizzazione entro il 2026 pena la perdita del finanziamento, il che li rende di fatto quantomeno imprudente la definizione di un preciso impegno se non per strutture già in piena disponibilità di Asuni o comunque progettate. Nella zona di Prosecco non vi sono strutture in questo momento con tali caratteristiche. Resta inteso tuttavia che la previsione della casa di comunità di Prosecco potrà avvenire esclusivamente con risorse del bilancio della Regione, che io non escludo, e quindi non rientrare in questa fase
di primo utilizzo del fondi PNR proprio per le ragioni che ho cercato di spiegare. Altrimenti le condizioni di mantenimento con quelle ristrutturazioni, con tutto l'iter procedimentale, non consentirebbe di raggiungere di rispettare i termini imposti dal governo, dall'Unione Europea attraverso il governo. L'interlocuzione con il Comune di Trieste è già comunque avvenuta a livello tecnico in via informale e con sopralluoghi in sede che hanno consentito di formulare le considerazioni di cui sopra. Grazie. Prego, Ussai, 2 minuti. Io ringrazio l'assessore e non sono soddisfatto della risposta perché in realtà già nelle linee pregestione si diceva che la casa di comunità prevista nel territorio di Prosecco non attingeva ai finanziamenti del PNRR, ma era quella prevista dalla DGR 1446 e 1965 del 2021 e quindi finanziata con soldi regionali, che quindi non doveva necessariamente stare nell'ambito di quelle tempistiche stringenti che lui ha ricordato. E quindi mi fa piacere che sia iniziata un'interlocuzione, però ricordo che il PNRR parla di reti di prossimità per quanto riguarda le case della comunità. Quel progetto lì, almeno da quello che è la conferenza stampa, è stato sostituito con l'ex ecologia di San Giovanni e quindi una casa di comunità lì. L'assessore non esclude un intervento a Prosecco, però i cittadini di Prosecco lo aspettano da anni. Allora, è necessario che il Comune di Trieste, che da anni si disinteressa anche del ruolo anche sanitario che il sindaco può avere, risolva questa situazione, perché lì ci sono delle strutture che potrebbero essere utilizzate e tra l'altro in un emendamento presentato alla multisettoriale che discuteremo probabilmente dopo, si fa proprio anche cenno all'importanza di trovare strutture, soprattutto nelle aree carenti, da adibire a ambulatori per medici di medicina generale. E quindi questo è un problema risolto che delle linee per la gestione si prevedeva di risolvere, probabilmente anche con un finanziamento importante, adesso non è più previsto e non è escluso. Sono insoddisfatto fino a che non vedrò un segnale concreto che vada nella direzione di risolvere i problemi dei cittadini che da anni hanno carenza in quel luogo di medici di medicina generale. Grazie. Presidente.